Da Genova abbiamo raggiunto in auto La Spezia, ora ci troviamo in provincia di questa città, siamo precisamente a Porto Venere. Alle mie spalle c'è la famosa coltivazione dei mitili e ora andiamo a visitare il borgo che sicuramente vale la pena vedere. Sembra che il nome di Porto Venere derivi da un tempio, quello della Venere Ricina, che sorge dove oggi c'è la chiesa di San Pietro, che andremo a visitare. A partire dalla primavera da qui in battello potete raggiungere le isole La Palmaria, che è quella di fronte a Porto Venere, e le più piccole Tino e Tinetto, e poi da qui potete andare anche alle Cinque Terre e raggiungere anche Portofino. Tra i luoghi naturali da non perdere a Porto Venere c'è sicuramente la grotta di Byron, dove il poeta inglese trovava ispirazione, un luogo fantastico e oggi particolarmente ventoso. Alle mie spalle la chiesa di San Pietro, che è sicuramente un monumento da visitare a Porto Venere. Vi consiglio anche di entrare perché all'ingresso c'è una curiosità. Questa è una chiesa in classico stile gotico genovese e all'interno, se vedete dietro l'altare, c'è una porta che vi conduce praticamente su un terrazzo che dà sul mare ed è bellissimo. Da vedere a Porto Venere, che insieme alle Cinque Terre è considerato patrimonio UNESCO, c'è anche la chiesa di San Lorenzo che vedete alle mie spalle e anche i resti del castello che stiamo per raggiungere. Se visitate il borgo di Porto Venere vi consiglio di raggiungere i resti del castello perché da qui c'è una splendida vista sul Golfo dei Poeti. Da qui vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.